Mattia Qualizza from Italy. Questa passione nasce in realtà un po' per caso, come magari tanti altri bambini con tanti altri sport. La mamma mi ha portato a vedere in realtà un saggio e quindi sono rimasto un po' incantato, da lì la prova sui primi pattini e poi è stato, non lo so, forse amore a prima vista e da lì, da quando ho 4 anni non ho più smesso insomma e quindi eccomi qua. La prima volta che ho messo i pattini in piedi precisamente non ricordo benissimo però diciamo tutti i compagni e tutta la famiglia che ho conosciuto, con la quale sono cresciuto e quindi sicuramente le emozioni legate alle persone sono sempre rimaste e sempre rimarranno, quindi oltre allo sport in sé per sé è rimasto il contesto e il contorno che porterò sempre con me. Questo sport è passato da essere una piccola passione, comunque uno sport, un passatempo, sicuramente un grande impegno, ma ripeto anche una grande passione. E diciamo che è stato un crescere nel senso che con gli anni ha richiesto sempre più impegno, ma aumentava sempre di pari passo anche la passione e quindi con gli anni sono iniziate le prime gare fino poi a raggiungere dei traguardi e a seguire degli obiettivi sempre maggiori e ad arrivare fino a dove sono arrivato sia come atleta ma anche come persona, perché veramente mi ha regalato tanto, non soltanto dal punto di vista atletico ma dal punto di vista personale, ecco. Esistono diverse discipline, le principali sono sicuramente il singolo, la coppia artistico, la solo dance e la coppia danza. Quindi c'è una parte, il singolo e la coppia artistico, più se vogliamo acrobatica, quindi sono le cosiddette trottole, i salti, mentre la solo dance e la coppia danza, che sono le discipline nella quale appunto gareggio, sono più legate all'aspetto forse artistico, è più una danza sui pattini, ecco. E quindi in entrambe le specialità ci sono poi le varie categorie, a partire dai più piccolini fino ai più grandi, nella categoria senior nella quale attualmente competo insomma. Un'esibizione nasce grazie a diverse figure che ruotano intorno a quest'ultima e prima tra tutte c'è il tecnico, quindi il mio allenatore, al quale si affiancano poi anche un coreografo e per tutta la preparazione anche atletica c'è un preparatore atletico, quindi sicuramente è un confezionare la performance con un team che durante tutto il percorso mi segue e quindi collaboriamo e lavoriamo insieme. Si sceglie insieme, c'è comunque un lavoro di squadra, certo che entrando in pista mi piace molto mettere tanta parte di me stesso e quindi anche perché coinvolgono veramente molto emotivamente, quindi c'è una grande componente anche personale, soprattutto emotiva, certamente. La performance che viene preparata, viene lavorata tutta la stagione, quindi tutto l'anno e nelle varie competizioni quali regionali, italiane e poi le competizioni anche internazionali propongono sempre le stesse performance, quindi durante tutto l'anno ci si prepara per questo con le stesse performance, quindi sicuramente c'è un grande lavoro e un grande impegno anche per soli 3 minuti. La mia settimana, soprattutto in questi ultimi anni, è bella impegnata, nel senso che si suddivide tra l'università, quindi lo studio, e successivamente anche gli allenamenti. Quindi soprattutto in quest'ultimo anno e l'anno che verrà è occupato diciamo le mattine con i tirocini perché faccio fisioterapia, sono al terzo anno del corso di fisioterapia, nel pomeriggio si svolgono le lezioni e la sera ci sono gli allenamenti, quindi cerchiamo veramente di riempire ogni momento della giornata. Mi alleno un pochettino in diversi posti, nel senso che cerco di stare comunque sul territorio regionale e dislocato però in diversi sedi, quali per esempio Pieris, la principale, ma non solo, durante l'estate, il periodo estivo, ci alleniamo molto, frequentemente anche a Grado e anche ad Aquileia, quindi c'è una collaborazione anche tra diverse società e la possibilità di allenarsi in diverse piste. Mine, now mine, now mine, we now mine. Quest'ultimo mondiale è stato sicuramente un mondiale come anche il precedente che si è svolto nel 2019 a Barcellona e quello appunto nel 2018 in Francia, un mondiale carico emotivamente perché è comunque un'esperienza nuova a differenza di molti altri atleti che vivono queste esperienze da molto più tempo
e quindi gli obiettivi erano sicuramente quelli di riuscire a portare parte di me stesso a un pubblico maggiore, quindi poter trasmettere delle emozioni a una platea più grande. E gli obiettivi per quanto riguarda raggiungere dei traguardi dal punto di vista anche di posizione non c'era, sicuramente si sentono le pressioni, c'è la volontà di fare al meglio come in tutto e come tutti, però sicuramente la volontà, il desiderio più grande era quello di poter portare parte di me, quindi a un pubblico più grande. Questo era sicuramente l'obiettivo e sono contento perché in parte sono riuscito a realizzarlo. Le esibizioni sono due e si dividono in una parte che è la style dance, quella un po' più obbligatoria, dove bisogna seguire un tema. La style dance di quest'anno era su una samba, una rumba, quindi un tema diciamo abbastanza carico e allegro, mentre la parte libera è un pezzo nel quale si può decidere il tema individualmente. E quest'anno il tema voleva rappresentare il passaggio tra la vita e la morte, quindi c'è questo desiderio di restare legati alla vita e alla fine del pezzo c'è questo passaggio che comunque non è un passaggio drammatico, ma c'è qualcosa, si vede qualcosa al di là della vita, e quindi questo era il messaggio. La specialità della coppia è una specialità molto appassionante che ho sempre, fin da quando ero più piccolino, ho sempre praticato, e negli ultimi anni è diventato sicuramente un impegno maggiore perché la mia partner è di Murano, quindi anche il riuscire a incastrare nei tempi e nei luoghi sicuramente è più complicato. Certo che regala anche molte emozioni, perché c'è il condividere una passione, c'è il condividere il gesto sportivo, il tempo, e quindi nonostante ci sia un grande sacrificio, un grande impegno, sicuramente ne vale la pena e regala veramente molto. Come on and open up my life. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my life. Tell me what you need so we don't have this fight. Questo Mattia vorrebbe continuare a portare quello che è, quindi le sue emozioni, la sua passione agli altri, e poterla diffondere, trasmettere e farla nascere anche negli altri. Quindi sicuramente quella di portare me stesso in pista, proprio perché ho questa possibilità, questo privilegio. Agonisticamente sicuramente il sogno nel cassetto un po' di tutti gli sportivi è quello di poter raggiungere sempre il gradino più alto, quindi un domani, perché no, riuscire a vincere anche il campionato del mondo.